Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Nois, il TG dei migranti. Buongiorno, iniziamo subito con le notizie di oggi. Per la rubrica Attualità, Kilab ha incontrato Genet, che è una mediatrice interculturale, e lei ci ha parlato del dossier statistico Immigrazione 2018. Ascoltiamole. Salve Genet. Buongiorno Kilab. Allora, da poco hanno pubblicato il dossier sulla migrazione e vorremmo un po' sapere da te i risultati di questo dossier. Allora, sì, sono stati pubblicati come ogni anno. I numeri sono importanti per valutare la situazione, per programmare, riprogrammare tutta la situazione basandosi sui numeri. I numeri ci raccontano numeri, dietro i numeri ci sono sempre le persone. Quindi è stato pubblicato, abbiamo la certezza, stiamo aumentando. L'anno scorso si parlava di 50.000 presenze di stranieri in Sardegna, quest'anno siamo su 54.000 e 22 stranieri risiedono nel nostro territorio. Questo è molto importante, ma in Sardegna parliamo tanto di invasione, ma con questo documento realmente possiamo parlare di questo dopo i risultati che abbiamo? Assolutamente di no, perché comunque sia siamo su 3,3% sull'abitazione totale della Sardegna, dei sardi. Quindi non direi evasione, solo che viene strumentalizzato la presenza di stranieri ai fini politici e di fatto non è così. Vorrei un po' sapere se possiamo essere ottimisti con questo nuovo governo, soprattutto sul punto sull'immigrazione. Allora, cosiddetto decreto Salvini, e toglie la dignità, non dà. Tutte le conquiste fatte nei secoli scorsi, oggi come oggi, stiamo annullando, azzerando tutti gli sforzi, tutti i trattati che garantivano alle persone in tutte le loro aspetti sulla dignità, sulla diversità. Come dice anche la Costituzione italiana nell'articolo 3, senza distinzione di razza, religione, appartenenza politica e sociale, enuncia l'eguaglianza della fraternità. Però oggi al contrario, se sei diverso, sei nemico, sei pericolo, minacci la sicurezza dello Stato, del Paese. Io non credo che male dell'Italia che fossimo noi. Grazie Genet, grazie Nois per questa puntata, quindi ci rivediamo. Grazie a tutti e a esibire. Nois dal mondo ci porta in India, dove si è da poco celebrata la festa di Diwali. Sentiamo di cosa si tratta. La festa del Diwali è festeggiata ogni anno dalla comunità indiana tra ottobre e novembre. Si festeggia il ritorno della luce nella sua casa, il nostro corpo. È una festa che unisce tutte le religioni. Le persone si riuniscono e pregano, si accendono candele e si preparano decorazioni floreali. Per i Sikh questo giorno diventò importante perché il sesto guru Hargobind Sahib Ji si liberò dalla prigionia dell'impero Mughal. Il tempio Harmandir Sahib, detto Tempio d'Oro, è il luogo sacro dei Sikh, che si incontrano per accendere migliaia di candele e festeggiare la luce.
Per la rubrica Servizi alla persona, Hanifa ha parlato con Marco Secchi, coordinatore dell'unità migranti della Regione Sardegna, che ci ha parlato degli aggiornamenti al piano di accoglienza. Per maggiori informazioni potete visitare il sito in sovraimpressione. È stato da poco aggiornato il piano di accoglienza. Quali sono le novità? Il piano che è stato approvato dalla Giunta 2 settimane fa lavora innanzitutto in continuità rispetto a quello approvato a marzo. Sono state effettivamente introdotte alcune importanti novità per dare maggiore concretezza ad alcune materie rispetto alla quale la Giunta ha dato una priorità. Le novità riguardano innanzitutto il campo dell'istruzione. La Giunta regionale reputa fondamentale l'intervento nei confronti delle scuole e delle università e per questo motivo ha non solo concesso un contributo straordinario al centro al CPA 1 di Cagliari, che è il centro che si occupa di istruzione, di fornire istruzione agli immigrati che ne hanno necessità. Il centro, il CPA di Cagliari, lavorerà in qualità di coordinatore dei CPA regionali, quindi il contributo è in favore dell'intero sistema regionale e non solo del CPA di Cagliari. Questo contributo servirà per innanzitutto un materiale didattico, ma anche per dare supporto nel corso delle attività delle diverse lezioni. Altre novità poi riguardano anche la possibilità per le associazioni del territorio di realizzare dei piccoli microprogetti nel corso del prossimo mese di dicembre. È stato pubblicato un bando che ha già avuto un discreto successo, visto le domande che sono pervenute fino ad oggi, che servirà a finanziare microprogetti, come dicevo, nel corso del territorio regionale di carattere sociale o culturale e che serviranno sostanzialmente a creare occasioni di incontro tra le comunità ospitanti, la comunità sarda e le comunità di immigrati. Poi ci sono altre piccole novità che riguardano le progettualità finanziate però con fondi comunitari che partiranno nel 2019, di cui la Giunta nell'aggiornamento appunto approvato 2 settimane fa ha dato conto ed evidenza. Ci sono attività di cooperazione internazionale? Sì, il piano prevede diverse attività di cooperazione internazionale. Come Regione Sardegna abbiamo promosso ormai da circa 2 anni diverse attività di cooperazione internazionale proprio volte al contenimento dei flussi migratori. La Regione Sardegna sta avviando queste attività al fine di dare alle persone che in questo momento stanno migrando verso i nostri territori una possibilità di scelta, la possibilità di scegliere di svolgere la loro vita nei paesi di provenienza, per potersi creare delle occasioni di lavoro, per poter quindi restare nel proprio territorio senza dover essere costretti a emigrare per forza. I progetti di cooperazione internazionale che in questo momento abbiamo in essere intervengono nei paesi di maggior provenienza dei flussi migratori. In particolar modo sono attivi 2 progetti in Senegal, uno finanziato con fondi del Ministero dell'Interno, uno finanziato con fondi del Ministero degli Esteri, e intervengono uno nella zona di Dakar che andrà a conclusione il 31 dicembre di quest'anno con l'avvio di nuove 25 micro imprese locali. Un altro invece è in fase di avvio, finanziato come ho detto con fondi del Ministero degli Esteri, che invece si svolge nella regione di Matam, che è una regione da cui provengono la maggior parte dei ragazzi che sono presenti nel nostro territorio e in generale in Italia, i ragazzi senegalesi. Abbiamo poi altre progettualità in corso con l'Algeria, con la Tunisia, e si stiamo anche lavorando a progettualità con l'Uganda, con cui è stato tra l'altro sottoscritto dalla Regione Sardegna circa un mese fa un protocollo di collaborazione a cui si sta appunto cercando di dare subito immediata attuazione. Stai facendo un tirocinio, perché hai scelto l'unità migranti? Buongiorno, sono Amalia Di Fari, sono appunto studentessa. Ho scelto di fare il tirocinio all'unità migranti appunto perché si occupava sia di immigrazione, tematica a cui sono interessata, sia di cooperazione internazionale, quindi mi permetteva di fare pratica allo stesso tempo in 2 ambiti
a cui proprio ero interessata, oltre al fatto che comunque potevo unire la parte teorica che ho diciamo appreso da studentessa alla parte pratica. Insomma, che dire, sono contenta di questo tirocinio e ringrazio appunto per l'opportunità che mi è stata data. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a tutti, arrivederci. La nostra collega Dasha ci racconta una bellissima good news. È andata all'università per parlare con Sewit, una ragazza eritrea che studia scienza politica. Buongiorno a tutti, oggi siamo all'Università di Cagliari con Sewit che ci racconta un po' della sua storia. Sewit, da quanti anni ci sei qua e di dove sei e che cosa fai qui? Allora mi chiamo Sewit Fikresus Gebrekristos, sono dell'Eritrea e sono qua da 2 anni e sono qua per studiare. Che cosa stai studiando? Sto studiando scienze politiche, sono al 3° anno. E ti piace come scelta? Sì, come corso di studio sì, mi piace moltissimo e poi vabbè mi trovo bene anche con i colleghi e tutto sommato dai sì, mi piace. E vedo che parli benissimo in italiano, come mai hai scelto Cagliari, tutte e due le cose? Sì, allora ad Asmara, cioè in Eritrea, ho fatto la scuola italiana, quindi per quello parlo l'italiano. E ho scelto Cagliari perché qua c'è una mia maestra delle elementari che mi ha fatto, cioè mi è servita da contatto per venire in Italia. E sei contenta della tua scelta? Sì, sono molto contenta, mi trovo veramente bene. Sì. Ho fatto amicizie, sì, dai, sono contenta. Perfetto, e quali sono i tuoi piani per il futuro? Allora, per il futuro, vabbè, dopo la laurea spero di trovare un lavoro che mi permetta di viaggiare un po', oppure di lavorare con organizzazioni non governative, proprio nel campo. Sì, spero di poter fare questo lavoro, volontariato, con associazioni, sì, poter andare tipo anche a casa, cioè girare un po' l'Africa. Ho capito, grazie mille. Potrei chiederti di salutarci nella tua lingua? Salam. Per la rubrica Conosciamo una cultura, Mandip ci porta a scoprire le tradizioni culinarie messicane nei ristoranti di Virginia. Oggi è la giornata della rivoluzione messicana. Quali sono i vostri piatti tipici? Allora, noi festeggiamo moltissimo le nostre festività e una importante è questa, la del 20 novembre, il giorno della rivoluzione. I nostri piatti sono il piatto del mais, con il mais, è un brodo di mais, un mais particolare, con carne o con verdure. Molto piccante o non piccante, aggiungiamo dei ravanelli o del cavolfiore dentro. Oltre a questo facciamo il classico mole messicano, che è un piatto tipico che si fa in tutte le feste, matrimoni, festività del Messico, e festeggiamo sempre con questo piatto particolare che è di cioccolato piccante. È un piatto preispanico fatto con cioccolato e 36 spezie messicane. Questo è il classico del giorno delle festività messicane. Come mantieni le tue tradizioni qua in Sardegna? Allora, sono 27 anni qua, dunque sono tanti. E faccio intanto con la cucina. Io ho iniziato con i miei figli sempre dando da mangiare tortillas, tacos, non avendo tutti i prodotti, dunque provavo ad arrangiarmi, a fare in modo che loro mangiassero sempre mais. Infatti adesso loro sono molto contenti di questo, perché sono anche orgogliosi di dire che mangiano un piatto messicano o
che cucinano anche loro messicano, perché anche loro hanno imparato a cucinare. Poi, non conoscendo tante persone messicane 27 anni fa, io nel mio piccolo con le mie amiche, con le amiche latinoamericane, provavo a fare qualche pietanze. Poi con il passare del tempo adesso ci sono più messicani, saremo penso un'ottantina in tutta l'isola, con le loro famiglie. Allora ci riuniamo in tutte le festività, oltre a festeggiare qui in questo piccolo locale, lo facciamo trattiamo di stare uniti in un altro posto più grande dove possiamo portare alle famiglie, ai figli e continuare a festeggiare tutte le altre festività, che sarebbe il giorno del bambino, che per noi è molto importante, il giorno delle mamme, il giorno dei papà, come festeggiamo noi il Natale, che per noi è molto diverso di come fate voi. Noi iniziamo dal 15 dicembre fino al 31, fino al 24 che è l'ultima posada, con la pentolaccia, con tutti i giorni dal 15 fino al 24 si rompe una pignata, una pentolaccia che noi facciamo sempre e quello proviamo ogni tanto a farlo qui, però non è sempre possibile perché ognuno è sempre impegnata con la famiglia e con il lavoro in casa. Grazie Virginia, ci fai saluto nella tua lingua? Grazie a voi, gracias a ustedes y bienvenidos, su casa es mi casa, es su casa. Grazie. Per oggi è tutto, continuate a seguirci su Facebook e sul sito www.noise.world. Grazie per averci seguito e ci vediamo prestissimo. Arrivederci.